Quali norme seguire per gli impianti elettrici negli automezzi? Ciao, sono Alessio Piemonti, sono un progettista di impianti elettrici e sono anche il fondatore del brand Il Professionista Elettrico, che è il primo brand specifico per la divulgazione in Italia delle normative elettriche in modo semplice e chiaro agli elettricisti. Oggi risponderò a questo quesito. Quando si parla di automezzi possono essere di vario genere, potrebbe essere il furgoncino che ti porta da mangiare, potrebbe essere invece l'ambulanza oppure potrebbe essere un camper, un caravan. Okay? Ecco che la normativa di riferimento comunque è sempre la CEI 648, c'è solo una differenza che per le cosiddette unità mobili o trasportabili, quindi per i vari automezzi, si segue quello che è scritto nella sezione 717, mentre invece se abbiamo caravan o camper dobbiamo seguire quello che è indicato nella sezione 721. Attenzione a un altro aspetto, perché potrebbe essere che qualcuno richieda una dichiarazione, no, di questo impianto elettrico, quella che viene comunemente chiamata certificazione in maniera sbagliata, ma vabbè, comunque ti viene chiesta la dichiarazione di conformità. Ora, visto che questi impianti, questi automezzi non sono all'interno di un edificio o delle pertinenze di un edificio, non si applica il DM 3708. Quindi se vuoi fare le cose veramente fatte bene, non potresti nemmeno rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 3708. Quindi cosa fare? Beh, semplice, tu puoi rilasciare una dichiarazione di corretta installazione. Che cos'è? È una dichiarazione uguale, identica alla dichiarazione di conformità. L'unica differenza è che anziché menzionare il DM 3708 andrai ad indicare il riferimento alla legge 186 del 1968, ovvero la legge che dice che devi fare gli impianti elettrici a regola d'arte. Ho anche un'altra bella notizia per te, ovvero quella di una sorpresa che troverai a questo link. Valla subito a scaricare. Ciao professionista!